Siamo qui per un'occasione un po' speciale, mi permetto di definirla così, perché colleghiamo l'Udinese e la passione probabilmente che abbiamo tutti noi quattro presenti per l'Udinese a qualcosa che va oltre lo sport, va oltre il calcio, no? Incontra l'arte, un'altra sfera fondamentale della nostra vita, e lo facciamo con un esperto sia di calcio che di arte, che è Vito Sutto. Ciao Vito, come Sì, stai? grazie, buona giornata. Esperto di calcio Ma è una sì, parola sì, ti aggiungo io così. grandissima che non mi merito. Comunque, a forza di vedere partite dal 67 a oggi, ho capito qualcosa. Mi mancano ancora molto. E lo facciamo col protagonista di oggi, che è un ex professore, possiamo dirlo così, Sì, sì. ma adesso è un artista a tutti gli effetti, che è Loris Agosto, che qua ringraziamo gentilmente, ci ha portato il suo libro. Ciao Loris. Allora, ciao. oggi è una giornata particolare perché tu, poi dopo ci spiegherà bene anche Vito, hai dato il via a una mostra molto, molto interessante a Dignano, Sì. che ha visto in qualche modo protagonista Runic. Raccontaci un po' perché. Sì, noi abbiamo fatto, assieme a Vito, che ha curato la mostra, anche i ragionamenti che vengono sviluppati nella mostra stessa, e dopodiché abbiamo parlato un po', ha pensato di donare questo libro, che non è neanche un catalogo, è un vero e proprio libro argomentato, all'allenatore dell'Udinese, come auspicio per continuare sempre così bene questo campionato. Noi siamo tutti, anch'io sono un grande tifoso udinese, la seguo sempre, e speriamo che le cose continuino così, ma ormai siamo a buon punto. Vito, tu che sei stato poi protagonista di Sì, di questa consegna, no? Sì, sì. Cioè, anche un regalo È stata che il una mister cosa ha apprezzato simpatica volentieri. perché mister Costa Runiai ci ha apprezzato questo dono e io gli ho detto che a Dignano, al tagliamento, come si diceva una volta, cioè tra San Daniele e Spilimbergo, per chi conoscesse poco questo piccolo centro, c'è una mostra negli spazi del municipio di Loris Agosto, grande appassionato dell'Udinese e grande maestro dell'arte, maestro internazionale di altissimo profilo, come questo libro testimonia. E mister Costa è stato lieto di questo dono, è stato riconoscente in modo simpatico. Ecco. Poi gli abbiamo anche portato fortuna perché è venuto fuori un punto a Roma e se ne venivano fuori 3 era meglio. Comunque una mezza fortuna gli abbiamo portato. Ecco, tu mi hai citato molto bene, no, il tagliamento che poi percorre un po' tutto anche lo stile di Loris. Quindi prima di parlare con Loris ti chiedo, Vito, presentami Loris. Cioè, Sì, presentaci Loris, che artista è? sì, Loris Agosto è un artista internazionale, lo sottolineo perché ha fatto diverse mostre internazionali, che rappresenta nel mondo della creatività una tensione particolare verso l'astratto, e questa tensione particolare verso l'astratto la esprime soprattutto con dei colori che sono particolarmente vivi, sono i colori fondamentali, il rosso, il blu, il giallo, il Sì. nero. E esprime anche una natura che è quella del territorio dove lui vive, nel territorio delle Valli del Torre, a sedili di Tarcento, che si presenta con questi segni, con queste tracce che sono proprio delle tracce naturali, le infiorescenze, gli alberi della vallata del Torre, che ritornano fuori poi nel suo disegno. E questa mostra fa parte della trilogia dei fiumi, perché a Dignano abbiamo fatto il fiume Natisone, rappresentato da Dino Podrecca, il fiume Torre è rappresentato proprio da Loris Agosto. Ci sarà poi la mostra di Gabriele De Biasio che completerà la trilogia dei fiumi presentando il suo fiume, cioè lo Stella. E qui bisogna riconoscere anche Alessandro la grande attenzione che dedica a questa problematica l'assessore alla cultura Rachele Orlando del comune di Dignano, che ha aperto la strada per fare questo. Sì, è vero, infatti sono stato ospitato benissimo da comune, dall'assessore Rachele Orlando, dall'amministrazione tutta, e voglio aggiungere al ragionamento che ha fatto Vito una cosa sola, che oggi l'arte contemporanea non è solo contemplazione. Oggi l'arte contemporanea deve rispondere a due domande fondamentalmente. Perché lo fai e che cosa vuoi dire? Ecco che allora dal perché lo fai e che cosa vuoi dire nasce questa idea di venire qui all'Udinese, proprio perché si è pensato, discutendo naturalmente con Vito,
di realizzare un'opera, che poi magari ne parliamo, che possa ricordare l'Udinese, ricordare la nostra terra, ricordare i nostri colori, la nostra forza nello scorrere del tempo. Sì, la redazione di Tutto Udinese era proprio quella che maggiormente avrebbe rappresentato questo modo di essere e di leggere il futuro dei prossimi 30 anni, di cui Loris poi parlerà quando sì, no, crederai mi opportuno. avete anticipato la scaletta, però è proprio anche questo, oltre a il momento con Ruinic di cui abbiamo parlato, è anche un po' questo il motivo per cui oggi siamo qui, perché c'è un po' in ballo l'idea di fare un progetto che vada a raccontare, non vada a celebrare magari il raggiungimento di un traguardo, che comunque va sottolineato perché 30 anni consecutivi in Serie A per una società come l'Udinese non è una cosa da tutti i giorni, però va a forse rappresentare meglio proprio quelli che sono stati 30 anni, che stanno però ancora andando avanti, perché poi se andiamo a vedere la classifica di quest'anno, numeri alla mano, non è ancora aritmetica la salvezza, ma ci avviciniamo al 31esimo, no? Quindi è partita da questa, Loris, l'idea di rappresentare il legame che c'è tra territorio Friuli e Udinese, che rappresenta il Friuli e i friulani, e che ha fatto la storia di una nazione, l'Italia, sportivamente parlando, per 30 anni. Quindi è un po' anche questo, cioè collegare un po' tutte queste cose e quale strumento migliore dell'arte per fare tutto questo poi alla fine. E l'idea è appunto quella di rappresentare una o due opere, naturalmente con i colori dell'Udinese, ma anche con del bianco-nero, Certo. ma anche con del giallo, che sviluppi il tagliamento, che rappresenti proprio il tagliamento. Il tagliamento unisce il Friuli dall'alto al basso, unisce il Veneto, si collega con l'Austria ed è, come dire, un fiume che scorre lento, è un fiume forte, che rappresenta, secondo me, anche la forza che l'Udinese ha attraverso la famiglia Pozzo, che per 30 anni è riuscita a portare avanti un progetto non da poco, in modo lento ma determinato e duraturo. Certo. Ed è un po' come lo scorrere dell'acqua del fiume Tagliamento, che ci porta poi al peregrinaggio, no? Delle persone che camminano lungo il fiume storicamente. C'è un forte collegamento appunto con l'Udinese e con la forza dell'Udinese. E io dico, siamo anche in un buon momento, nel senso che l'allenatore è riuscito a dare una forza, una fisionomia a questa squadra che è diventata internazionale, insomma, sotto tutti gli aspetti, e di questo non possiamo che essere fieri noi friulani, non legarsi solamente al nostro territorio, ma andare a guardare oltre, ecco, a guardare proprio. Perché poi, Vito, il tagliamento è anche un po' una sorta di metafora, no? Che fa anche da Sì, trasporta, no? Anche un messaggio, no? E anche un'identità è che poi si può anche un'identità vedere nell'Udinese, no? che si sposa, che fa sposare genti venete, del Veneto orientale soprattutto, con le genti del Friuli, e molte volte il tifo, io che li ho visti ogni domenica allo stadio, il tifo udinese è un tifo che coniuga le genti del Veneto orientale con le genti del Friuli, perché qui se arrivano quelli in Cinto Camaggiore a fare un tifo per l'Udinese, a Udinese Venezia, non fare un tifo per il Venezia. Ma al di là di questo, che comunque ha una componente di gioco, c'è una componente anche identitaria che l'arte rappresenta, o che comunque l'arte può rappresentare, perché la cultura può sposare il mondo sportivo, perché il mondo sportivo è parte della cultura. Del resto non lo inventiamo noi. Uno dei più celebri poeti del Novecento, che era Umberto Saba, scriveva che quando la Triestina usciva dagli spogliatoi sentiva il cuore balzargli in petto. Secondo me, ecco, questa è una indicazione abbastanza forte di come la letteratura possa sentire, e l'arte di conseguenza, i mondi come quello dello sport, che apparentemente sono molto lontani, invece sono molto vicini, perché sono molti mondi sociali, mondi dove c'è la gente che si incontra, che gioca, che palpita insieme, che magari si arrabbia, perché questa è la storia della vita. Sì, è vero, anche perché in qualche modo quando fai arte devi anche rappresentare quello che hai dentro. Sì. Per cui osservi l'ambiente, osservi il territorio, soprattutto il territorio dove vivi, e tiri fuori quello che hai dentro. E così anche pensiamo
a una squadra come quella dell'Udinese, dove ci sono tantissime identità molto forti e un direttore d'orchestra che in qualche modo riesce a tirare fuori da ogni singolo giocatore il talento, la forza per riuscire a portare avanti un progetto che attualmente è per tutti noi friulani un orgoglio, Sì. in quanto possiamo andare in giro tranquillamente per il mondo a dire io sono di Udine. Io ricordo che quando ero giovanissimo, che ho fatto un giro per l'Europa, mi trovavo in Scozia, con una piccola tenda canadese, fuori da un campeggio. E mi arriva un ragazzo che era dietro il campeggio e mi ha chiesto di dove sei, no? Veniva a prendere il tè da me. E io gli ho detto, sono di Udine. Ah, Udine, Zico. Subito. Riconosciuto il Friuli, riconosciuto Udine attraverso la figura del calciatore, attraverso lo sport. Per cui sport e cultura, come dicevi tu Vito, vanno di pari passo, sport, cultura e natura. Oserei dire che oggi con la gestione Pozzo successiva al caso Zico è diventata ancora più continuativa, è diventata ancora più dinamica, più operativa e più vera questa dimensione di legame con la gente e il territorio, perché il campionato di calcio vuol dire la gente sostanzialmente, non lo invento io, ecco, lo hanno detto opinionisti, storici che vanno al di là di quella che è la territorialità nostra, che potrebbe essere portata a celebrare, ma la voce verbale celebrare, Alessandro, secondo me è una voce opportuna, perché celebrare vuol dire che è stato reso celebre. Quindi come l'Udinese è stata resa celebre, la terra friulana, dalla famiglia Pozzo, voglio dirlo con chiarezza, è altresì vero che oggi il mondo dello sport e il mondo della cultura insieme possono celebrare, rendere celebre questa realtà sportiva. Hai detto benissimo anche tu, Vitto, questa cosa, perché mi è venuto in mente un esempio. Quanti, per esempio, ci sono tifosi della polacchi, scusate, che sono tifosi dell'Udinese. Io ho delle persone che ci scrivono, che ci seguono dalla Polonia, che non sanno l'italiano. Cioè, per farvi capire che non hanno un legame, magari sei nati in Italia o nati qua a Udine, no, zero, ma solo per l'internazionalità della cosa, seguono proprio l'Udinese e la tifano. E quindi ci chiedono, ma perché no? Ma raccontateci bene sta cosa, vogliamo capire noi che non la viviamo da dentro. Tutto Udinese possono avere delle risposte adeguate, perché voi siete tutti dei buoni parlanti inglese, quindi non avrete problemi a incontrare questa signora. Però ci avviciniamo a un altro tema interessante, un po' anche dello stile e dell'arte di Loris, che è incarnato perfettamente dalla figura di Runiec, l'allenatore, no? Che è un migrante, se dobbiamo definirlo così, no? Perché comunque la sua storia è molto particolare, no? È un tedesco nato in Austria da genitori di origine jugoslava che ha fatto 9 anni lavorativi in Polonia, gli ultimi 9 anni lavorativi prima di venire ad allenare all'Udinese in Italia. Quindi comunque è uno che ha avuto un po' un mix di cultura, anche di usi e costumi differenti che l'hanno influenzato, tant'è che la cosa che a me sorprese tantissimo quando si presentò qua a Udine in Italia, quando disse io mi sento friulano come voi, cioè capisco il vostro essere friulani, c'è questo mix di culture che ce l'ho anch'io, sono come voi, cioè non sono friulano nel senso sono del Friuli, ma capisco cosa siete, che identità avete, no? E si collega un po', Loris, anche al fatto dei migranti, no? Siamo ormai in una società dove questo è a chiave, no? Sì, il discorso delle migrazioni, io ho fatto delle sculture alte poco più di 2 metri, 2,10 metri, che rappresentano i migranti, che sono stati chiamati itineranti. Queste sculture hanno più volti, perché? Perché quando ci spostiamo, come si è spostato Runiac, da un paese all'altro, cambiamo volto, perché in un paese avevamo un volto, quando arriviamo qui in Friuli abbiamo un altro volto. Ogni volta che ci muoviamo, che viaggiamo, cambiamo volto, per cui la nostra vita è un percorso, è un viaggio. Quelle sculture lì hanno un titolo che è Sono di dove vado. Okay. Cosa vuol dire? Vuol dire che io so dove nasco, ma non so dove vado. Non ho una destinazione. La mia vita è un continuo viaggio, è un continuo peregrinare anche lungo il fiume Tagliamento, immaginiamo, no? E per cui il Friuli, la squadra friulana, è proprio il calcio del Friuli è legato al migrante, all'itinerante, all'idea del viaggio. Questi sono tutti ragazzi che giocano calcio a Udine
ma poi piano piano andranno in qualche posto, in qualche destinazione, che non è solamente Udine, perché Certo. proprio la politica dei Poz è proprio questa, insomma, no? Di far crescere i giovani, che non è una cosa di poco, e di riuscire poi a farli conoscere a livello mondiale. Questo è un po' anche, sai, è una cosa che è una possibilità, no? Come ha detto molto bene Loris, che non offrono tutti, che però si sposa perfettamente anche col nostro essere friulani, no? Noi vediamo anche tutta questa gente, Vito, che viene dalle parti sperdute del mondo, molte volte anche da posti che neanche pensavi potessero arrivare fino a Udine, no? E arrivano qua, vengono poi inseriti in un ambiente, in una cultura che un po' forse li fa adattare meglio. È un salto meno grande rispetto magari andare in altre realtà che ci possono essere in Italia. Tutto si fonda sulla cultura dell'accoglienza, che è fondamentale, ma anche sulla cultura dell'appassionarsi alla diversità. Io sono andato a seguire un allenamento dell'Udinese recentemente, quelli a porta aperta, proprio la settimana scorsa ho sentito questo secondo o terzo, insomma, di Costa, che dava le istruzioni in spagnolo. Bellissimo, questo parlare in spagnolo, in inglese, con qualche parola buttata persino nelle lingue slave, che io adesso non conosco, forse il polacco o forse il sloveno o croato. Questo mondo che viene rappresentato da questi autori come Loris Agosto, il mondo con la sua dilatazione, il mondo non si ferma al passaggio a livello di via Butrio, come troppo spesso in Friuli è stato detto da qualcuno, no? Facciamo le nostre cose, chiudiamoci nel nostro orticello. Che disgrazia, l'Udinese non è più fatta solo di calciatori friulani, ma guarda un po', ci sono anche gli africani, ma che disgrazia, ci sono anche i venezuelani, ci sono i cileni, ma non è possibile ragionare in questi termini. E ecco, quindi lode anche a emittenti come la vostra, la tua, Alessandro, che hanno detto che la cultura internazionale è fondamentale anche per il gioco del calcio e anche per una squadra come l'Udinese, che non deve fermarsi ad avere soltanto atleti di Pradamano e di Pasien di Prato, con rispetto e simpatia parlando, certo. per Pradamano, che è un posto bellissimo, tra parentesi. No, infatti la forza dell'Udinese sta nella identità, sì, nella diversità delle identità, per cui diventa anche cultura, non solo calcio, non solo sport, in questo modo, no? Quando ci sono tutte queste lingue. Per quello il tagliamento, no? Lo scorrere lento delle acque con forza e con determinazione. Per questo l'idea, no? Che stiamo elaborando. Sì, è un bel progetto, no? Anche, giusto, visto che ci avviciniamo alla conclusione, anche per dare un po' un'idea in testa di quando, un po' di date, un po' di step di questo progetto, no? Del percorso che farà questo progetto, no? È un'idea che è nata anche per celebrare l'oltre, non l'arrivo, no? Era un po' partito anche a questa idea, Loris, non celebrare l'arrivo dei 30, ma andare l'oltre, quindi anche per proprio l'idea dello scorrere del percorso, e ci colleghiamo sempre poi al tagliamento, come abbiamo detto prima. Esatto, con la gioia e l'auspicio che oltre certo. oltre sempre in Serie A, certo, per tantissimi oltre, no? E infatti il tema che si svilupperà, perché poi l'idea è nata proprio a Dignano con Vito, insomma, è proprio quella di elaborare un progetto dei lavori questa estate, in primavera, insomma, in modo che poi possano essere pronti per l'inizio del prossimo campionato, anche un po' prima, legati appunto all'oltre, a non fermarsi, ma a continuare il percorso che è stato trovato. E quindi, Vitto, non ci resta che continuare a elaborare, no? Partendo proprio da Dignano, no? Che poi le cose sono partite da questo piccolo centro, piccolo in senso numerico, ma non in senso di idee, con appunto il sindaco Turidano e l'assessore alla cultura Rachele Orlando, che hanno aperto le porte a questa possibilità, a questa vivibilità. Esatto. E quindi noi cominciamo a cercare di rappresentare al meglio, no? Un po' tutto quello che abbiamo detto oggi in questa bella chiacchierata, per poi dopo arrivare, visto che ormai, ripetiamo, l'aritmetica ancora non ce l'ha confermata, ma ci avvicineremo al 31esimo anno consecutivo in Serie A, quindi il concetto di oltre si sposa ancora meglio con il 31 e non 30, che quell'uno lì sembra che possa stonare, in realtà
è anzi ancora più È significativo. proprio l'oltre, come dicevi tu. Esatto, e con una bella poi rappresentazione del nostro Loris, che gli dobbiamo dare anche un po' di tempo per creare, per pensare, per ispirarsi bene, quindi per quello cerchiamo di arrivare al 31 proprio per quel motivo lì, e fare una bella rappresentazione di territorio udinese, con una rappresentazione, giusto per concludere, che può essere sempre più legata alla materia, no? Che è un po' anche quello il tuo mantra, se possiamo definirlo così. Esatto. Infatti io ho una tecnica tutta particolare nell'elaborare i quadri che diventano poi delle sculture ed sono molto, molto materici e rappresentano un po' la terra dove noi viviamo, l'humus dove noi viviamo, e per quello il tagliamento, per quello l'Udinese, perché l'Udinese è la terra del Friuli, c'è poco da fare. La squadra dell'Udinese è legata al nostro territorio. E allora un omaggio all'Udinese in questi termini culturali credo che sia doveroso. Loris, grazie innanzitutto per il libro, perché l'ho già un po' sfogliato, abbiamo sfogliato assieme, ma lo continuerò a sfogliare anche i prossimi giorni. E grazie per essere passato da noi, grazie Vitto per essere stato con noi come sempre. A te e a voi. Ci accompagni in queste avventure, e noi rimaniamo che ci aggiorniamo, perché comunque sarà tutta una cosa in divenire, quindi ovviamente ci saranno degli aggiornamenti continui, con poi dopo non mettiamo una data di arrivo, perché Diciamo come l'oltre. spiega l'oltre, Esatto. meglio non mettere una bandierina, ma lasciare... Esatto. Pensare ai colori, pensare alla materia, pensare al territorio. Esatto. Quindi ancora, per chi non lo sapesse, c'è a Dignano la mostra di Loris Agosto, che si basa un po' anche su tutta la sua collezione. All'interno degli spazi del municipio per tutto il mese di marzo e tutto il mese di aprile. Quindi, Orari quelli di apertura municipio. quelli soliti. Per il resto noi rimaniamo qua cercando di goderci questo udinese, ma perché no, andare anche oltre.